Buongiorno cari amici e benvenuti nel diario del Marietto Veneziano e anche nel canale YouTube, perché poi questo bellissimo video, cioè il sonoro, sarà replicato in una live splash racconti fantasia del Marietto Veneziano. Comunque, chiaro che tutti questi racconti che io faccio in diretta su Face, perché non avessi ancora capito, sono dei racconti di fantasia, perché sapete che il vostro Marietto ha una fantasia molto accesa. Oggi, visto che ho ricevuto parecchie PVT dei miei clienti e anche curiosi che volevano sapere quanto dura un lavoro di magia e quanto tempo deve funzionare, poi parleremo un pochettino ancora di Beirut, che è una cosa caliente, cioè la cosa non è che è finita lì, adesso pum, l'errore, la bombetta è scoppiata tutta in casa, pappa e ciccia. Poi parleremo appunto dei casi che ho visto io. Però prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, soprattutto anche in Telegram, dove con Milas, Hildegard Marietto Veneziano, teniamo un percorso esoterico misto di Kabbalah, esoterismo vario, ermetismo, che si chiama I Magici Arcieri Bertoldini. L'entrata è gratuita e possono venire tutti, l'importante è essere nella scia giusta e non disturbare, perché sapete che il vostro Marietto Veneziano poi apre la porta d'oro e fa uscire. Bene, ieri poi abbiamo avuto una bellissima Sibille Live alle ore 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dove chi può e chi vuole può fare delle domande e risposte col pendolino e le sibille di Hildegard gratuite. E anche ieri abbiamo avuto più o meno un centinaio di visite. Alla fine saranno sempre 130-140 che vengono a vedere il vostro Marietto Veneziano. Bene, iniziamo un po' a parlare col tempi di lavorazione di, come si suol dire, magia, cioè a dipendenza della bravura dell'operatore e di quello che gli è stato commissionato ci sono dei tempi. Io parto sempre dal presupposto che ci vogliono 9 lunazioni per andare sul sicuro, nel senso che nei primi 9 mesi è difficile di vedere qualcosa di veramente tosto, per il semplice fatto che finite le 9 lunazioni il meccanismo di gestazione, di come nella natura l'essere umano ci mette più o meno 9 mesi. Ciao Simonetta, grazie di esserti unita nel diario Marietto Veneziano. Quindi capite che l'operatore, quando fa qualsiasi tipo di operazioni, dalla dagita a riti propiziatori, a slegamenti, a legamenti e quant'altro, opera a livello magnetico, magico, eterico, di astrale, no? Opera in questo ambito, l'operatore non ci mette del suo, usa solamente forze generate dal creatore, parte questo comando e lo lascia andare, non ci pensa più. Alcune volte però capita delle persone che magari un po' prese dall'entusiasmo, un po' prese dalla mancanza di conoscenza, continuano ad esempio a chiamare l'operatore per vedere se la cosa è andata a buon fine. Ma in questo modo, oltre chiaramente a inficiare o a mettere i bastoni tra le ruote a questa operazione, perché il cliente ci mette le emozioni, invece l'operatore ci mette solamente le conoscenze e basta, perché le emozioni frenano. Quindi quando praticamente un cliente va da un operatore qualsiasi, no, se continua a chiamarlo o a telefonargli per questo determinato lavoro, praticamente è come se frenasse con le proprie emozioni il lavoro, perché il lavoro deve essere posizionato. Ad esempio il vostro Marietto, chiaramente sono sempre racconti di fantasia questi, non andate a dire in giro che il Marietto dice queste cose, perché io nego subito, io non vi conosco, nego. Però ipotizziamo che un lavoro viene fatto, viene posizionato ad esempio sulla Luna, nella lastra eterica della Luna, e lì deve lavorare. La Luna si prende il compito con determinati comandi di entrare in azione
Oppure, ad esempio, se si fa una dagida, il comando viene posizionato nella mente del soggetto, della soggetta, no? Però se il cliente continua a interferire su questo comando, su questa operazione magica, con le proprie emozioni, chiaramente la cosa diventa più farraginosa, più lenta. Il cliente che ha fatto questo ordine, prima di tutto bisogna capire una cosa: l'ordine, l'operazione magica quando viene fatta, non la frena nessuno, a parte che non ci siano delle pulizie radiostesiche profonde, ma chiaramente poi bisogna andare a cercare che cosa è stato fatto e quant'altro. Ma, ripeto, se l'operazione magica viene fatta, no, e viene lasciata lavorare come si deve, non la può fermare nessuno. Quindi passerà un anno, passerà 7 anni, ma che sia bianca, nera o rossa, alla fine avrà il suo esito. Che sia una dagida, che sia un'operazione propiziatoria, alla fine, quando, ad esempio, avete presente una valanga, no? Si inizia con una piccola scossettina, un piccolo fiocco di neve e poi arriva giù qualcosa di immenso. La operazione magica è uguale. Quando l'operatore, chiaramente l'operatore deve essere validissimo, o valido almeno, no? Ci sono 3 tipologie di operatori: quelli bravi, in cui il marietto non lo è; quelli bravi, in cui il marietto si avvicina; e quelli proprio che sono scarsi, no? Quelli che promettono mari e monti in 28 giorni, ma che nella realtà poi il vostro marietto vi ha sempre detto ci vogliono 9 mesi. Se succede prima c'è il classico colpo di fortuna. Questo non lo si nega, però, come spiego sempre ai miei clienti, 9 mesi. Perché quando la cosa è bella montata, no? Quando la valanga è bella tosta, non ci sono santi che tengono. Però il cliente non deve mettersi di mezzo a forzare la cosa, per il semplice fatto che con le proprie emozioni è come se andasse a... Sapete, come se uno mette la presa nella corrente e il cliente con le proprie emozioni stacca la presa nella corrente e vuole la luce. Non funziona così, no? Poi, ve lo ripeto, quando l'operazione magica viene fatta, non c'è niente che la ferma, no? Passeranno 9 mesi, un anno, 7 anni e alla fine funziona. Che sia una dagida, che sia un'operazione nera, io molto spesso parlo del Dante, perché il Dante è un fenomeno in queste cose. Cioè lui mi piace tantissimo perché è una persona che nessuno oserebbe dire che ha questi talenti, però capite, è la classica persona che è l'ultima persona a toccare il mondo, no? Il problema è che lui è un po' cioccone, scherza con tutti, dà confidenza con tutti, e alcuni non riescono a capire che lui è di cuore, non cerca furberie, e purtroppo alcuni, come vi ho spiegato, di quel banconiere di una ferramenta che lo prendeva perennemente in giro quando voltava le spalle, lui a un certo punto dagli 1 anno, dagli 2, dagli 3, dagli 4, al 5° anno anche la santa pazienza del Dante: ciao Marcia, grazie di essere venuta, ciao Claudia. E quindi dopo lui ha fatto la fatturina, che quando il Dante va in fatturazione, io ho visto i risultati con i miei occhi dopo 7 anni. Dopo 7 anni un bel trombetto, pam, gratis. Adesso quel tipo lì che prendeva sempre in giro i clienti e quant'altro, no? Adesso non passa più il tempo in ferramenta, ma li passa alla primario, perché dopo il primario c'è la tomba. Quindi capite che quando uno lavora in questi ambienti e con queste materie ci vuole il suo tempo, ma la cosa alla fine funziona e non può più tornare indietro. Cioè, mi spiego meglio, chiaramente se è una dagida o un rito propiziatorio avrà delle tempistiche, però vi ho spiegato anche l'altro giorno che poi la persona che ad esempio vuole attirare un'anima, poi si deve anche un attimino preparare, cioè i canoni cambiano, no? Ogni 20 anni, una volta andava di moda la zampa di elefante, perché a 60 anni se li ricorda, oggigiorno vanno ad esempio di moda i cazzoni a tubo. E chiaramente
la persona viene attratta da questo campo magnetico tramite, se è chiaramente un'operazione di cuore, però è chiaro che poi deve arrivare una persona che un minimo di attrazione ce l'ha. Chiaro, la persona che fa l'operazione magica viene attirata su 100 persone, magari vi contatta in PVT, ma poi dopo il resto chiaramente un pochino, un 50% fa l'operazione magica, un 50% la deve fare il cliente. Questo penso che sia chiaro, no, il discorso. E il cliente non ci deve mai mettere il becco, perché sennò va a finire che le emozioni praticamente fanno da parafulmine al bersaglio. In altre parole, è come se si autofatturasse il cliente. Io molto spesso in consulenza le spiego queste cose, le dico, no? Certamente dico però sempre che ci vogliono 9 mesi, Vi ricordo che non dovete aver fretta, scusate, sta piovendo. Quindi, ricordiamoci sempre quel tipo del Dante che lo prendeva in giro e lui a un certo punto si è stancato, dopo 5-6 anni che sembrava lo zimbello di quel do it, no? A un certo punto è andato a casa molto elegantemente, ha fatto partire. È un racconto di fantasia, io qui nego tutto, non è che poi voi andate a dire che Marietto spiega certe cose. Io se ce lo nego, poi non c'è il penale, però sapete com'è, no? Comunque, morale della favola, il discorso è così. Quando un'operazione magica viene manciata ci vogliono 9 mesi, qualsiasi sia. Se funziona prima può esistere il colpo di fortuna, o può essere anche l'operatore che è bravissimo. Noi conosciamo il De Garda che, se dal mio punto di vista è una persona valida, ha delle qualità, competenze, conoscenze fatte bene, cioè sa dove mettere le mani, chiaramente non può far miracoli, ci vuole anche la partecipazione del cliente che in un attimino resti a guardare la finestra, perché l'operatore, ve l'ho detto, non ci mette le emozioni, ci mette solo il lavoro, poi dopo il resto lo fa la Luna, oppure ad esempio il Marietto si basa sulla Luna, altri si basano su altri pianeti o altre forze, questo è importante. Ecco, la Claudia mi fa la domanda: cosa intendi con autofatture? Cioè, molte persone si mettono in testa, brava Claudia, hai fatto una bellissima domanda, molte persone si mettono in testa certe cose, no? Qualsiasi cosa, ad esempio ci sono persone che, devo dire una cosa anche, ci sono persone che hanno la fobia, ad esempio soffrono di vertigini, e quindi stanno sempre lontano, faccio un esempio banale, stanno sempre lontano ad esempio da scale, da, come si suol dire, terrazzi, no? E in fondo è vero che può diventare un'egregora che poi lo diventa un elementale, che poi diventa un'autofatturazione, però il subconscio in quel caso lì lavora per difenderlo, no? Sa che molto probabilmente quel tipo lì c'è una grandissima probabilità che vola giù dal terzo piano, e allora il subconscio gli fa venire, tramite quello che potremmo definire un'autofatturazione, un elementale, un pensiero, e lui starà sempre lontano tramite le sue fobie da scale, ascensori vari e ad esempio terrazze o precipizi. Quindi sarà difficilissimo che quel tipo lì cadrà nel vuoto, no? Mentre io conosco gente, o meglio, ho saputo di gente che era alpinista provetto ed era così, capite, Rambo, che alla fine è volato giù e alcuni fortunati sono rimasti paralizzati, no? Quindi capite che alcune volte il nostro subconscio lavora in modo che noi definiamo magari negativo, perché nessuno è felice di avere le vertigini, però ci tiene lontano da alcuni pericoli. Poi non è detto che nel futuro la persona si tolga dal subconscio questo pericolo, no? Questa paura di vertigini, e vada a scalare. Ma perché? Perché il subconscio, il suo sé superiore, chiamatelo come volete, vede che per il karma di quella persona non c'è pericolo, e a un certo punto lui o diventa un grande nuotatore, o va a fare snorkeling, oppure va a fare parapendio. Però in alcuni casi, ad esempio quando si parla di cuore, ad esempio, questo è un esempio, parlo per tutti,
alcune volte alcune persone sono un po' prese dall'emozione, dai sentimenti, soprattutto il lato femminile che è molto più sensibile, giustamente, e quindi cosa succede? Succede che magari insiste prepotentemente verso una persona, magari può essere anche una persona che non è per lei, no? E sul conscio cerca di fare in modo che stia lontano, oppure che non è quello il momento, e quindi nascono questi blocchi, no? Che alla distanza diventano come delle fatture. Questo però non è negativo, perché in alcuni casi è un aiuto, in alcuni casi però non è un aiuto, diciamo così. Ad esempio, ci sono persone che non sanno nuotare e poi a un certo punto a 50 anni vanno a fare nuoto, no? A un certo punto si sbloccano e via, fanno sub e roba del genere, no? Quindi anche quello è... Questi sono esempi semplici, no? Per far capire. Poi è chiaro che ognuno le deve rapportare alle proprie esperienze, no? Ci sono persone, ad esempio, che col Covid, parlo di persone, adesso parliamo del Covid che è una cosa che è successa ultimamente, ci sono persone che guardando i mainstream di regime, vedete che il Marietto usa la mascherina, no? Credo che la mascherina li tiene lontana dai virus. Io la metto per tenere lontano i furbetti del quartierino, no? Non tanto perché so che una maschera può fermare il virus, però voglio dire, e in casa hanno inscenato delle autofatturazioni e si sentivano già malati quando in realtà non lo erano. E di conseguenza hanno portato la famiglia in uno stato lugubre di guerra quasi, no? Conosco casi di capitani di industria che hanno creduto così tanto in quello che gli dicevano di questo virus che erano già malati senza neanche averlo contratto, no? Si sentivano già, e di conseguenza tutta la famiglia era votata in questa direzione. Quindi capite, cari miei, che l'autofatturazione esiste. Questi sono degli esempi. Se voi ad esempio anelate all'anima gemella, avete fatto un lavoro e questo lavoro è partito, basta, il lavoro è partito, funzionerà. Perché se ho visto dopo 7 anni quel fenomeno, ma è un esempio, ne ho visti tantissimi altri, ho visto ragazzini volare giù perché il padre era stato in un certo senso un po' birichino, qualcuno gli aveva mandato il conto. Quindi, ho visto tante cose nella vita, ho visto elettricisti che mettevano delle spie, delle microspie nei vari uffici, in cui a un certo punto si sono stancati, che questo qui andava in giro a mettere microspie a pagamento, qualcuno gli ha lanciato qualcosina e il figlio ha fatto la curva dritta a 16 anni con una moto e è andato a spiaccicarsi contro una casa. Capite? Cioè, quando si fa il furbetto al quartierino, poi si alza sempre qualcuno la mattina che porta il conto. Quindi bisogna sempre avere le protezioni. Il vostro Marietto vi dice sempre di avere le protezioni, le potete scaricare, sono gratuite nel sito capitano.altervista.org, essere sempre con un profilo molto basso, più basso possibile, non essere mai sfarzosi perché c'è sempre qualcuno la mattina che si alza e vi vuole portare via quello che avete. E poi chiaramente fare dei riti propiziatori che aiutano il vostro campo magnetico ad avere una vita protetta almeno, perché come vi ho detto stanno arrivando dei tempi importanti, perché se no, io adesso faccio sempre l'esempio del Dante, di quello che lavorava in ferramenta, ma ci sono tantissimi esempi di gente che ho visto che pensava, perché aveva il Rolex d'oro, il Porsche parcheggiato, di sapere sempre una pagina in più del libro. Poi passava il Dante di turno e lo battezzava, e dopo in quella famiglia è nato di tutto e di più, no? Proprio perché bisogna sempre avere un profilo basso, molto basso secondo me. Anzi, io conosco dei generali dell'esercito che vivevano nell'indigenza, proprio erano anche maghi. Conosco capitani degli Alpini di Torino che vivevano un attimino
un po' sopra le righe, ma solamente perché avevano dei compiti militari, ma poi appena potevano tornavano anche loro nella semplicità. Quindi noi viviamo in un'era di edonismo alla Reagan, che bisogna sempre mostrare tutto, ma poi nascono queste gelosie che creano delle fatture, degli elementali che ci colpiscono. Quindi bisogna sempre, dal mio punto di vista, avere un profilo basso, lasciare l'operatore vostro di fiducia che avete scelto, che può essere qualsiasi, perché ogni operatore poi ha le sue strategie, ma alla fine, se lasciate in pace l'opera, il lavoro magico, chiaramente il lavoro magico non ha dei freni e alla fine porterà sul risultato. Che sia bianca, rossa o nera, come volete voi, alla fine funziona. Poi parliamo ancora di Beirut, no? Voglio riprendere un po' il discorso di Beirut. Ciao Mariangela, grazie di esserti unita. Parliamo un po' di Beirut perché è importante capire cosa sta avvenendo. Adesso a livello pratico diciamo che qualcuno ha capito che sta via della seta deve andare ad Agino, perché, cari miei, se arriva la via della seta, se abbiamo già perso il 25% della forza industriale in Italia, ne andremo a perdere come minimo altri 25%. Quindi questo cosa vuol dire? Che gli ospedali psichiatrici lavoreranno di più, i divorzi lavoreranno di più e praticamente le industrie, ci sarà più delinquenza in giro, campi di concentramento e quant'altro. Forse voi non lo sapete, ma a Parigi c'è stato un periodo prima del lockdown durissimo per Parigi, no? Perché i gilet gialli scendevano in piazza e giustamente facevano le loro rimostranze. Quindi non è che dobbiamo essere propositivi per situazioni come Beirut, perché non fa piacere a nessuno, però purtroppo questi globalisti hanno portato ad agire alcuni gruppi in questo modo perché non c'erano altre alternative in questo momento qua, no? Quindi è chiaro che poi ci sono quelli di mandatemi amore, luce, pace, ma capite, sono tutti discorsi da pancia piena, no? Quando uno ha la pancia piena fa in fretta a dire così, no? Però poi sapete che ciao Antonia, grazie di esserti unita alla Maria Trizia. Quindi sapete che pancia piena tutti sparano angeli colorati, Michelangeli e balle del genere, no? Ma poi perché? Perché c'è qualcun altro ai servizi segreti che fa il lavoro sporco. Ma se vi trovate poi qualcuno dell'ES col Kalashnikov fuori di porta, poi me lo dite come gli lanciate gli angeli colorati. Quindi in questo periodo noi dobbiamo stare molto vicino e aiutare le forze dell'ordine, stare vicino ai nostri militari che, anche se sembra che siano in pace, ricordatevi che se volete la pace dovete prepararvi la guerra, perché in questo periodo passeranno dei momenti molto importanti. E il vostro Marietto ha già visto che ce la faremo, però non sarà facile, non sarà facile, dobbiamo tutti lavorare in questa direzione. Comunque, vi ripeto, che eventualmente il De Gada fa anche riti propiziatori, che vi spiego ancora durano 9 mesi, no? E non dovete pensare che, come si suol dire, Harry Potter esista, e fa il suo lavoro chiaramente. Bene, cari amici, io ho detto tutto, grazie Stella Mattina di esserti unita, vi ringrazio, vi chiedo ancora, se non avete fatto, di iscrivervi al canale di De Gada Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove da settembre riparte il gruppo Magici Arcieri Bertoltini. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!